Ultimo ma non ultimo, Roberto Agirmo, Indipendenza Noi Veneto. Buonasera a tutti. Agirmo, cosa... Ci vestiamo alla bisogna. Che succede? Ci vestiamo alla bisogna. Allora, non è uno scherzo, non è assolutamente uno scherzo. No, ci vuole raccontare perché... Sì, assolutamente. Allora, nell'assordante silenzio mediatico sta succedendo qualcosa a livello europeo che qui in Italia non si sente. In Francia sono partiti i gilet gialli, hanno fatto e stanno facendo un grandissimo can-can per un aumento di qualche centesimo delle accise del gasolio. In Belgio i valloni stanno seguendo l'esempio francese e in Germania i tedeschi stanno seguendo l'esempio francese andando contro le politiche della Merkel, anche se onestamente non capisco esattamente cosa stanno facendo in Germania. Qui in Italia sta succedendo di tutto, è successo di tutto e sta succedendo di tutto. Qui oggi abbiamo anche delle persone che parleranno del risparmio tradito, quindi anche questo è un argomento, e purtroppo gli italiani continuano a essere seduti in poltrona a non fare assolutamente nulla. Ci ritroviamo di fronte a situazioni, parlo del Veneto che è il mio must, abbiamo votato un anno fa un referendum per l'autonomia, il 98% dei veneti ha votato che vuole l'autonomia e dopo oltre un anno siamo a risultati zero. L'altro ieri il Premier Conte ha preso tempo e non ha dato date di nessun tipo per parlare dell'autonomia e ieri il ministro del Sud, la Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato palesemente che per quanto riguarda tutto quello che è previsto nel contratto di governo che hanno scritto a tavolino senza nessun tipo di input a livello della democrazia, a quanto mi riguarda, hanno deciso che per l'autonomia non si dovranno calcolare nessun tipo di surplus neanche in funzione a quelli che erano i budget previsti, le logiche previste nel referendum stesso. Quando Zaia diceva pancia a terra, andiamo tutti quanti a votare perché è giusto votare l'autonomia e il Veneto sarà come Trento e Bolzano, avremo i 9 decimi di residuo fiscale, ad oggi siamo a zero. Un ministro dice che avremo zero e un Presidente del Consiglio dice che intanto non se ne deve parlare. Sarebbe il caso, presumo, che anche gli italiani, i veneti in questo caso, ma gli italiani in senso generale, prendessero questi giubbotti e iniziassero a scendere in campo. Perché non mi sembra che le politiche... Ma non è questione di questo governo pentastellato leghista. Se guardiamo un po' indietro c'è stato di peggio ancora volendo, quindi non c'è un meno peggio o un più meglio. Cioè è un disastro a prescindere. Il problema è che gli italiani continuano a stare seduti e a non fare niente. Non si parla di Veneto Stato. No, stiamo parlando di autonomia. Di autonomia nella gestione di determinati settori. Quindi lei ha votato sì al referendum. Il Movimento 5 Stelle, tra l'altro, che ammira molto tutti quelli che sono gli strumenti legati alla partecipazione, ha deciso quindi di partecipare a questo referendum. E com'è che senza una linea positiva o negativa. Il vostro ministro del Sud ha detto chiaro e guarda, se vuole le leggo esattamente cosa ha detto il vostro ministro. Allora, aspetta perché senza occhiali è tipo la rana bollita. Non si preoccupi, allora, ci mancherebbe. Il ministro sostanzialmente ha detto, allora, le richieste di autonomia economica regionale previste nel contratto non saranno uno strumento per favorire alcune regioni piuttosto che altre. Il completamento dell'iter non comporterà un surplus fiscale trattenuto al nord. Sta a significare, tradotto in parole povere, che il ministro del Sud ritiene che la spesa corrente sia la spesa standard. Sbaglio? Certo, giusto. Sì, allora, secondo lei, che è Veneto, e lei sa che in Veneto, le faccio una battuta che è normale per Zaia, la siringa a Venezia costa 60 centesimi, in Sicilia costa 6 euro, la stessa siringa. Bene, ora questi costi standard sono ragionevoli o sarebbero da cambiare? Ora, nel momento in cui dovessimo fare una responsabilità oggettiva di quello che è l'andamento della politica regionale e dare quindi una responsabilità a ognuno, probabilmente tutti dovrebbero stare ai costi standard del Veneto. Dico della sanità piuttosto di un altro argomento. Pienamente d'accordo. E perché bloccate l'autonomia? Perché il governo, dove voi come 5 Stelle bloccate l'autonomia e la Lega a suo fianco? Torniamo al discorso iniziale, Agirmo, ma come mai poi alla fine in Italia non succede mai nulla? Cioè, vediamo il discorso lei, si è messo il gilet, virtualmente ce l'ho anch'io, lo vorrei avere anch'io, ma perché in Italia poi alla fine subiamo tutti le rapine delle banche, dei fallimenti,
le banche che fanno quello che vogliono, i fondi dormienti, siamo sempre lì a prenderle. Prima mi permetto di fare i complimenti a Patrizia perché col suo modo focoso comunque è uno che il giubbotto ce l'ha incorporato nel DNA e quindi chapeau a Patrizia Miatello. Allora, il problema in realtà è voler capire le cose. Io devo parlare per forza di Veneto perché è il mio argomento principale. Noi ci ritroviamo in una situazione che è paradossale. Abbiamo avuto, come dicevo un anno fa, un referendum dove dice bene l'esponente dei 5 Stelle che il Movimento 5 Stelle lo ha appoggiato, un po' a macchia di leopardo, perché ad esempio in provincia di Rovigo il Movimento 5 Stelle era contrario al referendum. In molte zone dell'Italia, quando si parlava di referendum per l'autonomia di Veneto e Lombardia, i 5 Stelle, così come il PD anche in Veneto, tiravano sulle orecchie e erano contrarissimi. Quindi partiamo dal presupposto che noi ci troviamo di fronte a due politiche che sono completamente divergenti a livello nazionale, ma anche all'interno degli stessi movimenti. Ci ritroviamo che il 5 Stelle ha una dicotomia intrinseca a se stesso quando parla di certi argomenti. Da una parte io trovo esponenti dei 5 Stelle locali del Veneto che sono assolutamente in linea con anche quelli che sono i nostri principi, così come trovo raramente qualcuno del PD che è d'accordo con il movimento autonomista, e poi mi ritrovo di fronte, ad esempio, per assurdo, a una Lega che nel suo interno ha la Liga Veneta che sbandiera quotidianamente dobbiamo fare l'autonomia, facciamo. Poi in realtà a livello pratico, se Salvini volesse mantenere veramente le promesse che ha fatto anche in campagna elettorale appoggiando anche il referendum, che ricordo è l'ultima prova di vera democrazia che c'è stata in Italia, perché le elezioni sono un più o meno democrazia e io spero che su questo mi dia ragione il Movimento 5 Stelle, quando loro dicono come principio assodato che la democrazia è il potere al popolo. Oggi abbiamo un governo che non è esattamente una dimostrazione di democrazia al 100% perché è una costruzione a tavolino. Il problema a monte, qui in Veneto, così come in realtà lo è anche in Lombardia e in Emilia-Romagna, ma parliamo del Veneto, è che ci troviamo di fronte ad una politica regionale che vorrebbe ma non può, perché altrimenti dà fastidio al capo di Roma, perché non è più di Milano, è di Roma. Allora, due sono le cose: o la Liga Veneta, il buon Tony Darè e il buon Zaia decidono di alzare, permettetemi il termine che non è bellissimo, il culo dalla sedia e incazzarsi anche contro il proprio padrone, perché di questo stiamo parlando in questo momento, oppure la Lega sta facendo una figura da chiodi che metà basta. Cioè, la Lega in Veneto sta disconoscendo ciò che ha portato avanti.